Santa Lucia. Alla chiesa dello Carmano ci sta la statua di Santa Lucia, con la veste verde e lo manto rosso, una bella figliola con un libro e una forna di pale mammane e tanta piatta d'argento, con l'occhio d'indo che ce l'erano appesi guide che l'erano cercata una razzia e l'occhio loro erano aruti. Ma più di 100 anni fa ci stava uno allo paese che portava le orecchine alle orecchie come una femmina e diceva che era fatto un avuto perché le era tornata la vista. Di Santa Lucia contavano che ella non si voleva maritare perché si era donata a Cristo e all'innamorato che la godeva la domandavo che le piaceva. Il le rispondette che le piacevano le occhie e allora ella se le cavavo, le mettette in un piatto e ce le dette. Le vecchie contavano che lo giorno di Santa Lucia la giornata s'allonga quando hanno passa di cadena. Qualcheduno che era perso la capo menava questa male sentenzia, la visse una cavalluocchie e ce la visse una mette in mano come a Santa Lucia. Nota: Santa Lucia, Siracusa 283, Siracusa 13 dicembre 304, è una martire cristiana d'inizio IV secolo, durante la grande persecuzione ordinata dall'imperatore Diocleziano. Nella tradizione è invocata come protettrice della vista. Le sue spoglie mortali sono custodite nel santuario di Santa Lucia a Venezia, mentre il luogo di culto principale è la chiesa di Santa Lucia a Sepolcro a Siracusa. In un'antica filastrocca dei mesi di Montegallo Irpino, che raccolse grazie a mia madre, è riportato che a Santa Lucia, 13 dicembre, la giornata si allunga quanto un passo di gallina, mentre un detto in lingua recita che Santa Lucia è il giorno più corto che vi sia. In realtà il giorno più corto dell'anno è quello del solstizio d'inverno, il 21 dicembre. E questo succede dal 1582, anno in cui entrò in vigore il calendario gregoriano, grazie alla riforma voluta da Papa Gregorio XIII per correggere gli errori del calendario giuliano, calendario solare elaborato dall'astronomo greco Sosigene di Alessandria e promulgato da Giulio Cesare nell'anno 46 a.C. Esso rimase in vigore anche dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente sino al XVI secolo, quando, a causa della sua imprecisione, pareva che la celebrazione della Pasqua slittasse addirittura verso l'estate. Così, nella correzione, furono eliminati i giorni dal 6 al 15 ottobre del 1582, ma il calendario dei santi non fu modificato e Santa Lucia, che prima coincideva col solstizio, essendo rimasta al 13 dicembre, ora cade una decina di giorni prima. Ecco spiegato il motivo della filastrocca e del detto.